Benvenuti, oggi è giovedì 15 agosto 2024. Il sole sorge alle 6:15 e tramonta alle 19:53. La luna sorge alle 16:54 e cala all'1:01. Oggi si festeggia Santa Maria Assunta, cioè l'assunzione della Vergine al cielo. Maria Assunta è un nome tipicamente italiano. La santa è la patrona dei lavoratori della seta e dei tintori. Il 15 agosto l'India celebra l'Independence Day, ovvero il giorno dell'indipendenza dagli inglesi. L'Independence Day è una vacanza e un momento di grande orgoglio nazionale. Banchi, uffici pubblici e molti negozi sono chiusi. I trasporti funzionano regolarmente, ma ci sono blocchi di traffico in vicinanza delle aree protette dove avvengono le manifestazioni della giornata, soprattutto a Delhi, capitale del paese. L'India si veste di bandiere con il tricolore, arancione, bianco e verde, e ripensa alla sua storia, ai patrioti che hanno portato alla nascita della democrazia e lottato contro i colonizzatori. Festeggia oggi 52 anni Ben Affleck, attore e regista californiano. Da ragazzo coltiva la passione per la recitazione assieme al fratello Casey e all'amico Matt Damon, suo compagno di scuola. Dopo gli esordi in Generazione X e in Will Hunting e Genio Ribelle, tanti successi al cinema fino all'Oscar per Argo, che dirige e interpreta nel 2012. Famose le relazioni con le colleghe Gwyneth Paltrow e Jennifer Garner. È il ritorno di fiamma con Jennifer Lopez. Compie 81 anni Barbara Boucher, attrice ed ex ballerina tedesca. Nei primi anni 70 è stata protagonista della commedia sexy all'italiana, apparendo spesso sulle copertine delle riviste erotiche. Con il declino del filone si è dedicata al fitness, lanciando libri e videocassette di aerobica di notevole successo e aprendo una palestra a Roma. È la madre di Alessandro Borghese, chef molto noto in TV. Infine, buon compleanno all'attore e conduttore televisivo Fabio Canino, oggi 61enne. Dopo aver lavorato come animatore in villaggi turistici si dà al teatro, quindi passa alla TV e trova grande notorietà nelle vesti di giudice di Ballando con le stelle, un ruolo che ricopre da ben 16 anni. 3 giorni di rock, cultura hippie ed eccessi. Il festival di Woodstock, cominciato nello stato di New York il 15 agosto del 1969, ha raccolto 500.000 di spettatori ed ha rappresentato qualcosa di più di un semplice evento musicale. È stato un fenomeno sociale e di costume che ha segnato una generazione. Il clou l'ultimo giorno con il concerto del chitarrista Jimi Hendrix. La parola Ferragosto risale all'antica Roma, dove si celebravano le ferie Augusti, in onore di Cesare Augusto. Era un periodo di riposo e festeggiamenti per celebrare la fine dei lavori agricoli, essenziale dopo settimane di fatiche. Oggi questa stessa necessità di pausa e relax si riflette nelle nostre vacanze di Ferragosto. Buon Ferragosto ai 12. Oggi il protagonista della giornata è Mercurio, che torna in Leone per il suo moto retrogrado, uscendo dai gradi della Vergine momentaneamente. La Luna, non da meno, sarà in opposizione proprio a Giove e Marte. Vediamo un po' cosa succede sotto il Sol Leone. Ariete, la Luna, per quanto possa essere favorevole in trigono, oggi ne combina un po' di tutti i colori, quindi esagera un po' nelle vostre stelle, si legge un po' una tendenza agli eccessi, quindi state attenti e soprattutto non datevi troppo ai bagordi. Toro,
La luna ha finito un po' di funestarvi, almeno voi, e quindi rimanete soli con Urano e con i sogni di Nettuno, qualcosa che praticamente non vi torna. Ve la suggerisce Mercurio, che torna indietro il Leone quadrando proprio con il vostro Urano, rendendo qualche parola un po' troppo fastidiosa e voi ve la prendete un po' troppo. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede una forte opposizione della Luna ai vostri gradi, ospitando Giove e Marte. Oggi potrebbe essere una giornata veramente stancante o di tensione, in cui non avete proprio voglia di lanciarvi in tutta una serie di bagordi, o in ogni caso è una giornata di comunicazioni un po' enigmatiche e un po' stuzzicanti. Cancro, il Bailam creato dalla vostra luna nello zodiaco oggi crea tutta una serie di dissonanze, per cui oggi non aspettatevi che la giornata scorre proprio liscia, proprio perché gli umori di tutti a volte potrebbero essere contrastanti e voi vi potreste trovare in una situazione un po' complicata da gestire in seno ai vostri affetti. Leone, giornata molto interessante perché prevede un trigono sì dalla luna sul vostro sole, ma una luna che decisamente fa un po' di confusione nello zodiaco. Nei vostri gradi torna Mercurio retrogrado, quindi oggi potrebbe essere una buona giornata per tentare di comunicare un po', o comunque di ascoltare le persone che avete intorno, anche se vi sembreranno tutte un po' strane. Vergine, giornata molto importante oggi, proprio perché la Luna quadra sulla vostra Venere, Mercurio vi abbandona e Giove e Marte non si comportano in maniera troppo carina. Oggi c'è un po' di solitudine, oggi non avete voglia proprio di buttarvi nella mischia, forse opterete per chiudervi in famiglia ed essere un pochino più rilassati. Non attaccatevi al cellulare, non ingelositevi se gli altri fanno scelte diverse. Bilancia, la giornata di oggi vi lascia un po' esente da tutta una serie di fastidi creati dalla Luna. Oggi è una giornata in cui volete solo stare lontani e rilassarvi, e soprattutto non avere pensieri per beghe che riguardano né amici poco carini né questioni familiari che vi opprimono. Oggi è festa, rilassatevi, buon Ferragosto. Scorpione, una giornata oggi che prevede una certa stanchezza, proprio perché probabilmente non siete riusciti a fare proprio quello che desideravate, vi dovrete accontentare, ma oggi potrebbe essere una giornata ottima da passare in famiglia senza troppo desiderare di stare lontani. Insomma, per questo Ferragosto è andata così. Sagittario, la luna oggi è veramente molto complicata e praticamente vi farà stancare, facendovi correre a destra e a manca per soddisfare un po' le esigenze di tutti, soprattutto in famiglia. È una luna che quadra Saturno e che quadra contemporaneamente a Venere e che si oppone proprio al vostro pianeta Giove e a Marte. Oggi è proprio il caso di stare un pochino più seduti. Capricorno, una giornata oggi che vede intorno a voi tutta una serie di trambusti che poco vi piacciono, quindi lascerete un po' correre e tenderete un po' ad estraniarvi, quindi cercate di non prendere troppo sul serio le lamentele altrui. Acquario, oggi invece vi sentirete coinvolti in molte cose, ma sarete sereni, placidi e assolutamente in pace con voi stessi. La vostra giornata si svolgerà serena, magari in maniera abitudinaria, forse perché il vostro lusso è proprio quello di non fare niente di quello che fanno tutti quanti gli altri. Pesci, una giornata che crea un forte stress perché la luna quadra al Saturno che ospitate e Saturno stesso quadra a Giove e a Marte. Venere in opposizione, per cui oggi potrebbe essere una giornata un po' stancante, quindi evitate il troppo stress e se volete un consiglio dalle stelle è proprio quello di ritirarvi in famiglia e di essere sereni. Il 15 agosto del 1962, nei fumetti, fece la sua comparsa un giovane studente timido e impacciato di nome Peter Parker.
E con lui prese la vita Spider-Man, il leggendario supereroe ideato da Stan Lee per la Marvel Comics. Quel giorno segnò l'inizio di un successo travolgente negli Stati Uniti e oltre, dando vita a un'icona amata da milioni di persone in tutto il mondo. Se avete un figlio, un nipote o avete voi stessi la mia età, sicuramente conoscete questa espressione. Questa frase viene utilizzata per indicare comportamenti sbagliati all'interno di una relazione ed è nota come red flag o in italiano campanello di allarme. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Immaginate di svegliarvi una mattina e scoprire che l'intero genere umano è scomparso. Questa è la trama dell'ultimo romanzo di Guido Morselli, uno scrittore talentuoso ma misconosciuto. Nonostante i rifiuti dei critici, lui non molla e si rifugia in una casa che lui stesso ha disegnato, scrivendo senza sosta. Ma la mancanza di riconoscimento lo affligge e nel 1973, disperato, si affida alla ragazza dell'occhio nero, la sua pistola, e si toglie la vita. Solo dopo la morte le sue opere vengono rivalutate e apprezzate, dando vita al caso Morselli. La sua genialità viene finalmente riconosciuta, ma a quale costo? Ci salutiamo con la frase del giorno. Niente se ne va prima di averci insegnato ciò che dobbiamo imparare. Sebbene certe volte potremmo non essere d'accordo, le lezioni di vita vanno accolte e noi accogliamo anche questo nuovo bellissimo giorno. Buon Ferragosto a tutti! Buona giornata dalla vostra Martina!